Oggi 28 novembre 2014, caldissimo venerdì di novembre, perché ancora sembra che l'autunno non voglia arrivare, inauguriamo la 46esima mostra del progetto Arte 52. Inauguriamo una mostra di Francesco Pisello, una mostra di pittura, mi piace definirla così, perché nell'arte del maestro Pisello c'è tutta la storia dell'arte, c'è il disegno, c'è l'amore per il colore, per la passione per il paesaggio, per i ritratti, ma anche per dei simbolismi che poi voi potrete vedere in mostra. Ci avviamo a conclusione di questa grande avventura che è stato il progetto Arte 52, e una mostra come questa non poteva mancare nel panorama che noi stiamo descrivendo, così diciamo un passaggio a volo d'angelo su quella che è la pittura e l'arte degli artisti contemporanei in Sardegna. Spero possa essere un altro evento che apprezziate come state apprezzando tutti gli altri, e vi invito a venire. Grazie. Dunque, questa è la mostra del maestro Francesco Pisello di Suelli, mostra che si snoda attraverso un percorso di 50 anni di esperienze. Si entra con la proposta di una serie di ritratti, di autoritratti, e sulla parte destra addirittura anche una cosa che io ho voluto, non era prevista per la mostra, ma siccome l'ultima sua esperienza sono le incisioni, quindi ci saranno 8-10 piccole incisioni eseguite con la tecnica della punta secca e dell'acquaforte. Francesco Pisello nasce negli stessi banchi di scuola dove anche io ho studiato, quindi una cultura prettamente figurativa, lo vedrete poi nella mostra, con un'indagine meticolosa dei particolari, nei paesaggi e nei ritratti. Come studioso lui ha indagato su tantissime tecniche pittoriche, e questo percorso piano piano lo ha portato addirittura all'astrazione completa della forma. E questo mi sta bene, perché chi mi conosce ha delle idee mie che sono soggettive ma condivisibili con altri e non condivisibili. Io penso che prima di intraprendere la carriera di artista e di pittore uno debba prima saper leggere e scrivere, cioè prima deve saper suonare, per poi anche distruggere lo strumento. Purtroppo nel nostro tempo ci sono tantissime persone che si alzano la mattina e diventano artisti. Non è il caso del maestro Pisello, che ha studiato tantissimo, è arrivato a valori di sintesi addirittura sconcertanti, è un grande conoscitore delle tecniche pittoriche, della pittura a olio, ha spaziato in affreschi, addirittura 5-6 anni fa ha fatto degli studi oculati sulle vetrate, ma non così fatte gratuitamente con i colori a freddo, fatte proprio come si eseguivano nel 200 e nel 300. Il percorso, come ho già detto, ha una sua filologia, infatti inizierà con alcuni paesaggi che lui ha fatto negli anni 60, quando eravamo giovincini, del suo paese. Mi tocca molto l'albero perché mi ricorda Cecco Bravo, un grande artista fiorentino, considerato minore, ma vedendo i suoi lavori, questa gente li chiamavano minori perché a fianco avevano mostri sacri, quindi loro lo erano comunque, e attraverso, vedrai qui, il suo periodo di Van Gogh con la pennellata e la ricerca in questo paesaggio, in alcune nature morte, è arrivato poi a questa indagine quasi di scarnificazione della figura, sia in questa rappresentazione della morte, che ha un carattere impressionistico nella pennellata e espressionistico nel soggetto, perché questa accensione di fuoco e dolore, quindi drammaticità, colui che poi andrà un giorno a raccogliere le nostre anime, se saranno degne di finire laddove il Signore ha deciso. Le sue opere sono di una ricchezza cromatica e di una immaginazione perfetta e strabiliante, quel contrappunto della luna dove si nasconde fra l'altro un viso demoniaco, e bisogna indicarlo perché molta gente non è avvezza ad analizzare i quadri, perché gli artisti spesso nascondono piccoli elementi che hanno un significato enorme. Posso citare
Tiziano, posso citare Tintoretto, perché generalmente le persone che non hanno una grande educazione per la pittura o per le arti vedono le cose dal lato epidermico, dal lato superficiale e non dentro. Qui potrebbe ricordare, così come nei Fuggiaschi, anche l'immagine di Edoardo Munch, la differenza fra le opere di Bisetto e di Munch, che Munch non conosceva il colore, faceva il colore sporco, mentre il maestro Bisetto il suo colore è luce, perché il colore è luce. Chi dipinge con colore sporco è perché non conosce il colore. Uno mi può dire, ma lui voleva così. Quando uno sa leggere e scrivere, legge e scrive, quando non sa fare fa ostrogotismi. Come nasce il tuo amore per la pittura e la tua passione per l'arte? Devo tornare molto indietro nel tempo e quindi io ero destinato a fare il ragioniere una volta, però senza nessuna intenzione, nessuna voglia di fare il ragioniere. Mi sentivo finito, ho detto beh, devo stare tutta la mia vita in un ufficio, cosa che era assurda. E allora ho trovato la scappatoia dell'arte, del disegno, è nato tutto così, una voglia di libertà, di vedere, di sentire, di trasmettere. Tant'è vero che gli inizi c'è stata una certa indecisione, ma questo non lo dovrei dire forse, no, una specie di indecisione tra pittura o poesia. Poi ho puntato sulla pittura e ho lavorato perché volevo ottenere la conoscenza della struttura delle cose, quindi volevo ottenere il classicismo, quindi ho dovuto fare un lavoro di costruzione, anche convinto che poi l'avrei lasciato perché la libertà significa fare tutto ciò che si crede e quindi variare sempre. Praticamente io mi trovo ad aver variato, ad aver cambiato sempre cose, generi, ma anche costruzioni di cose, di oggettini, cioè la curiosità del fare. Io sono stato molto interessato dal modo di pensare della Bauhaus, no? E quindi penso che l'uomo sia sempre un artista, questo è il mio punto di vista, il mio pensiero, ogni uomo sia un artista che produce più o meno a seconda dei casi, della volontà, di dove nasce, di mille cose che ci variano. Quindi tutti produciamo a livelli diversi. E quindi poi però... Tu hai un talento innato, ma hai anche fatto degli studi che ti hanno aiutato, condotto in questo tuo lungo percorso artistico. Sì, ho fatto degli studi, sono stato al liceo con il professor Mura, con Friso Fois, e quindi certe cose me le sono cercate da studente, proprio quando stavo lì e si facevano i disegni e basta, io chiedevo informazioni sull'olio, su come preparare le tele, cercando di acquisire cose extra liceo proprio, perché non si dipingeva d'olio, la pittura era solo l'acquerello al liceo. Quindi io ho cercato di costruirmi così, chiedendo, informarmi, provando, sbagliando. E alla fine poi quando sono riuscito a raggiungere certe cose accettabili, ho cominciato a cambiare stili, modi di esprimere, perché l'espressione, noi nella vita cambiamo sempre, non cambiamo come esseri, come esistenza, e di conseguenza le idee cambiano, i bisogni di esprimersi cambiano, e quindi bisogna sempre trovare nuove soluzioni. Quindi potrebbe essere tranquillamente anche attaccare, chiodare due pezzi di tavola e comporre un'opera anche così. Infatti nella tua carriera artistica, che è a tutto tondo, cioè tu spazi dal paesaggio, spazi dal ritrattismo, arrivi anche al simbolismo, se vogliamo, quasi anche all'astratto. Sì. Ecco, tra queste
come posso dire, avventure interiori, perché poi alla fine sono avventure interiori, questa credo. è Ecco, che cosa ti è piaciuta? Certo, un po' tutte, dipende dal periodo, ma... Forse un po' anomalo il mio modo di pensare e di fare, perché a seconda, con queste esperienze, a seconda del tempo, della voglia, io cambio e utilizzo cose forse anche già fatte per certo, però se mi serve rifinire certe cose, certe volte mi piace rifinire, mi piace fare queste cose. Ad esempio vi dico che quelle due figurine, quelle due striscette che ci sono all'ingresso, le due striscette sono pittura a terzo fuoco su ceramica, no? E quindi sono tornato a fare delle figure precise, o quasi, no? E certe volte c'è quella natura morta del 90 con la brocca, che quella è del 90, quindi dopo che sono passato per esperienze di queste quasi dell'espressionismo accentuato, dove sono arrivati i colori molto, molto violenti, dove ho scomposto tutto, l'ho quasi abbrutito, queste figure sono quasi abbrutite, no? E poi sono tornato a compiacermi anche della figura, della morbidezza del paesaggio e della morbidezza anche della natura morta, con tutti i passaggi, i giochini, la curiosità del vedere dentro un oggetto, perché niente è vuoto. La mia costruzione dei quadri è stata sempre fatta costruendo tutti i particolari da un angolo all'altro, perché mi dicevo il quadro deve essere completo, questa era la mia esigenza, deve essere completo. E tanto è vero che per tantissimi anni io non incorniciavo i quadri, perché lo volevo completo così. Poi ho cambiato, adesso che vado controcorrente perché gli altri non incorniciano e io incornicio, ma dando il valore alla cornice anche che serve per completamento, no? Un'ultima domanda per chiudere. Che peso dai al valore della tecnica in rapporto alla invece inventiva dell'idea? In che rapporto stanno le due cose? È più importante l'idea o è più importante la tecnica? L'idea è favolosa, la tecnica si acquisisce, si fa e si costruisce, e quando non basta una ne fai un'altra, no? Quindi deve essere sempre variante, secondo dei tempi deve variare anche la tecnica, mentre l'idea è quello che ti porta all'aspirazione di fare, di esprimerti, no? E quindi, per esempio, quel paesaggio lì, quello del paesaggio che finisce con dei segni, e finisce, quello l'ho concluso con una frase. Praticamente è la definizione di ciò che non è stato fatto col disegno, cioè il disegno è incompiuto apposta e poi continua con ciò che è scritto, no? E quindi il bisogno di andare oltre, non chiudere il quadro. Non so se mi spiego. E anche quella vena poetica che non si è mai sopita in te. Sì. O di poeta. E lì rinizia, quella è una data importante, perché lì ho trascurato da quel tempo la pittura e ho ripreso molto a scrivere, capito? E quindi io lo considero una cosa importante anche per me poi. Benissimo, speriamo che i visitatori possano leggere le tue opere anche con quella, come posso dire, vena di poesia che in un certo senso le pervade tutte quante nei vari periodi. Io cerco di stare a mio agio col quadro, ci vivo e spero che qualcuno si senta proprio agio, no? E che non interessa altro, è tutto lì. Grazie. Sì.